Sì, la corsa al secondo posto, ma il primo obiettivo del Verona oggi non è conquistare i 3 punti, il primo obiettivo è riparare per quanto possibile all'indegno comportamento di un gruppo di ultra dell'Hellas che la scorsa settimana a Livorno ha intonato cori offensivi della memoria di Pier Mario Morosini, morto in campo a Pescara il 14 aprile. La Digos ha già identificato almeno 4 deficienti, come li ha più volte definiti anche il sindaco di Verona. Città e società hanno immediatamente preso le distanze. Prima della partita la sfilata dei bambini con la maglia con il numero 25 di Morosini, il nostro scinone, con lo scritto Moro per sempre con noi, bambini accompagnati dal lungo applauso dello stadio. Stessa scritta ricamato a mano anche sulla divisa di gioco del Verona, che poi verrà venduta all'asta per beneficenza, così come verrà dato in beneficenza per tutto il campionato l'1% dell'incasso delle partite qui al Bentegodi. Insomma, Verona vuole dissociarsi con forza dalla parte becera della sua tifoseria. Adesso la partita contro il Lanciano, Mandorlini deve rinunciare al portiere Rafael per infortunio in campo, quindi con il 4-3-3, Nicolas in porta, Cacciatore, Moras, Maiete, Martigno in difesa, Laner, Giorginio e Alfredson a centrocampo, Boginov, Cacci e Grossi in attacco. Gautieri risponde con lo stesso assetto tattico, le ali tra i pali, Aquilani, Rosania, Menta e Mammarella nella difesa 4, Di Cecco, Paghera e Vastola metà campo, Falcinelli, Fofana e Pepe in attacco. Arbitra Merchiori di Ferrara, assistenti Segna e Lo Cicero. A Verona è una giornata umida, grigia, sta piovendo, meno di 15 gradi la temperatura, terreno di gioco un po' appesantito ma tutto sommato ancora in discrete condizioni. Ci sono almeno 14-15 mila persone sugli spalti, con un piccolo gruppo di sostenitori del Lanciano. Studio. Rigore per il Verona, finito a terra in area Gomez, toccato da Leali, calcio di rigore per il Verona, chiamerò quando tutto sarà pronto. Sì, a Verona sta uscendo dal campo Leali, espulso dopo la concessione del calcio di rigore, un'azione molto confusa da rivedere sicuramente alla Moviola. C'è stato un lancio lungo per Gomez che è arrivato, ha alzato il pallone, è arrivato dalle parti di Leali, l'uscita di Leali con il piede che forse prima di toccare il giocatore avversario ha toccato proprio il pallone. Gomez è finito a terra sullo slancio, l'arbitro sicurissimo ha indicato subito il dischetto del rigore, ha estratto il cartellino rosso per il portiere del Lanciano che sta uscendo dal campo. Adesso entrerà Casadei proprio nel tentativo di parare questo calcio di rigore che verrà tirato da Caccia. Lunghissime le proteste del Lanciano, sentite anche i fischi del pubblico del Verona, perché Leali non vuole lasciare il campo. Sta per entrare Casadei, dicevo, il rigore, come ho raccontato, abbastanza dubbio, un'azione molto veloce di Gomez che è entrato in area, è stato toccato sicuramente dal portiere, che però forse prima aveva anche sfiorato il pallone, riuscendo così ad allontanarlo nel caso, quindi l'intervento sarebbe stato sulla palla prima che sul giocatore. Comunque un'azione sicuramente da rivedere. Quello che è certo è che sta uscendo, c'è stata una sostituzione, esce Pepe ed entra il portiere Casadei, che si sta dirigendo di gran corsa verso la porta. Il Caccia già da un po' ha messo il pallone sul dischetto, l'arbitro sta per fare allontanare, tengo la linea fin quando verrà calciato il rigore, sta facendo allontanare i giocatori del Lanciano che continuano a protestare. Pronto Caccia, l'arbitro fa dei segni ai difensori del Lanciano per dire state fuori dall'area. Pronto Caccia che batterà con il destro a centro porta Casadei, il fischio dell'arbitro, parte Caccia, il tiro e la palla in rete. Verona in vantaggio al 33esimo minuto, rigore di Caccia. Linea Padova. A Verona siamo al 39esimo, sta uscendo Caccia, l'autore del gol del vantaggio del Verona, ed è entrato Cocco. Verona che sta giocando con l'uomo in più dopo l'espulsione anche del portiere Leali in occasione del calcio di rigore concesso al Verona. Verona cerca di sfruttare proprio questo uomo in più, poco fa un bel dribbling di Rivas, il tiro e la respinta con i pugni di Casadei, però da segnalare anche una grandissima occasione in contropiede per il Lanciano, ha messo in mezzo Vastalo e ancora un calcio di rigore ancora per il Verona, è finito a terra proprio Cocco all'altezza del dischetto del rigore. L'arbitro ha
sfiorato di nuovo il dischetto e quindi ci sarà un altro rigore per il Verona. Dicevo, il Lanciano è andato vicino al pareggio con Bastola che ha messo in mezzo, Falcinelli ha provato il tiro a girare, la palla ha sfiorato l'incrocio dei pali con Nicolas fermo, adesso è pronto Gomez per battere questo calcio di rigore, non ha protestato il Lanciano, tutto è pronto, Gomez sulla palla, l'arbitro fa segno ai giocatori del Lanciano di stare fuori dall'area, è pronto a fischiare pronto con il destro Gomez, il tiro, la palla in rete, 2-0 per il Verona, 40° minuto, Gomez, linea Padova, attesa solo del fischio finale. Ricordo il risultato: Verona 2, Lanciano 0, 3 punti che consentono al Verona di superare il Livorno e di arrivare, eccolo qui, è arrivato il triplice fischio del signor Melchiori, finita la partita, Verona batte Lanciano 2-0. Studio.